Celebriamo oggi la festa dei Santi Arcangeli. Michele, colui che difende; Gabriele, colui che annuncia; Raffaele, colui che guarisce. Michele è colui che difende, cioè che è con noi nella lotta e ci assiste e ci aiuta. Nella lotta contro chi? Contro che cosa? Nella lotta innanzitutto contro il mio io, incredulo, che fa fatica a fidarsi di Dio. Nella lotta contro il mio io prepotente ed egoista. E poi nella lotta che occorre praticare ogni giorno per annunciare e testimoniare la nostra fede in Cristo Gesù. Perché annunciare e testimoniare questa fede spesso significa andare controcorrente, contro ciò che fa e pensa la maggior parte delle persone. E alla lunga ad andare controcorrente ci si stanca e allora si affaccia inevitabile la tentazione di lasciarsi portare dalla corrente, che è molto più facile, molto più comodo. Però una fede non annunciata e non testimoniata finisce per diventare inconsistente, finisce per morire. La fede la si custodisce condividendola, non c'è un altro modo. E persa la fede in Cristo Gesù, perso tutto. Soltanto Gesù può dirci chi è Dio. Soltanto Gesù può dirci chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Soltanto Gesù può dirci qual è il senso ultimo, la verità profonda delle relazioni e delle esperienze che costituiscono il nostro quotidiano, consentendoci così con il suo aiuto di avere una vita vera, bella, buona, riuscita, realizzata. Solo Gesù quindi può salvare la nostra vita dalla deriva del non senso, del vuoto, dell'inconsistenza, della disperazione, della noia. Solo Lui, solo Lui. Gabriele, colui che annuncia. Annuncia che cosa? Annuncia che Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico figlio, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. Annuncia che Dio è amore e ci ama di un amore smisurato, gratuito, incondizionato, preveniente. E questo annuncio ci dona gioia, ci dona pace, ci pone nella condizione di riamare l'amore che è Dio, perché soltanto chi percepisce di essere amato è nella condizione di poter riamare. E infine Raffaele, colui che guarisce, nel senso che ci aiuta ad accogliere l'offerta di guarigione che Dio fa a tutti. Guarigione dalle nostre ferite. La lotta di cui parlavo prima produce delle ferite e poi ci sono le ferite della vita, le tante ferite della vita. Ecco, Raffaele ci aiuta ad accogliere l'azione di guarigione di Dio. Dio ci guarisce in tante forme, in tanti modi, ci guarisce attraverso la sua parola, ci guarisce attraverso i sacramenti, ci guarisce attraverso la sua vicinanza che si serve della vicinanza delle persone che incontriamo lungo il cammino della nostra vita. In una preghiera della Messa che recentemente abbiamo insieme recitato,
Si dice che Dio manifesta la sua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono. E la misericordia di Dio è azione di guarigione, è azione terapeutica, che prevede alcune tappe. La prima tappa è chiamare il male con il suo nome. A volte si fa fatica, però questo è un passo imprescindibile se vogliamo liberarci dal male, chiamarlo con il suo nome. Oggi spesso il male e il bene risultano confusi. Grazie alla parola di Dio abbiamo la capacità di discernere il bene dal male e di chiamare il male con il suo nome, premessa indispensabile per poterne uscire. E dopo aver riconosciuto il male, dopo averlo chiamato con il suo nome, chiedere al Signore di essere aiutati a liberarcene. Il Signore che ci ha creato senza di noi non vuole salvarci senza di noi, rispetta la nostra libertà, anche di restare nel male, illudendoci di trovare lì la felicità. Chiedere al Signore di essere aiutati a liberarci dal male che è dentro di noi, che è fuori di noi. Nella consapevolezza che il Signore questo aiuto immancabilmente ce lo darà. Nella consapevolezza che per il Signore noi non siamo il nostro peccato, ma siamo le infinite potenzialità di bene che ci abitano e che con il suo aiuto possono crescere e svilupparsi in una maniera che neanche possiamo immaginare. Le vite dei santi sono lì a dircelo. E i santi erano uomini e donne come tutti noi, non sono nati santi, non sono nate sante. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo agli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele di aiutarci a custodire la nostra fede in Dio che ci ama, che ci sostiene nella lotta, che guarisce le nostre ferite, liberandoci dal male. Amen. Ripercorriamo insieme la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata, partendo innanzitutto dal contesto. Nei versetti che precedono la pagina che abbiamo ascoltato, Gesù si rivolge a ciascuno dei suoi apostoli dicendo: se qualcuno pecca contro di te 7 volte al giorno e per 7 volte viene da te e dice di essere pentito, tu gli devi perdonare. E cosa dicono per tutta risposta gli apostoli? Accresci in noi la fede. Perché evidentemente con le sole nostre forze non siamo capaci di tenere un simile comportamento. E allora cerchiamo di dire qualcosa riguardo della fede. Intanto la distinguiamo dalla religione, perché non sono la stessa cosa. La religione è un insieme di regole da osservare per giungere a Dio, per meritare Dio, per portare Dio dalla propria parte. Ma Dio non si merita, Dio si accoglie e non dobbiamo portarlo dalla nostra parte, è già dalla nostra parte.
La fede che cos'è? La fede è risposta, e cioè a dire consiste nell'accogliere l'offerta, il dono d'amore di Dio. Amore preveniente. Dio ci ama per primo. Dio ci ama non perché siamo buoni, ma perché possiamo diventare buoni. Amore gratuito. Dio ci ama senza attese e senza pretese. Amore smisurato. La misura dell'amore di Dio è l'assenza di misura. Amore incondizionato. Dio ci ama senza se e senza ma. Amore immeritato. I nostri meriti sono suo dono. E se proprio vogliamo istituire una proporzione, la proporzione non è tra l'amore di Dio e i nostri meriti, che sono suo dono, ma tra l'amore di Dio e i nostri bisogni, le nostre necessità. Più abbiamo bisogno, più siamo nella necessità, più Dio ci ama. Come fa un genitore con il proprio figlio più fragile. Amore senza confini. Nessuna persona è esclusa dall'amore di Dio. Nessuna. Se questa è la fede, e questa è la fede, allora chi è il credente? Il credente non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo. Il credente è colui che accoglie l'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo e con il proprio cuore, dilatato da questo amore, va con Dio e come Dio verso gli altri, accogliendoli nella propria vita. Così facendo, la persona realizza la sua identità, quale si desume dal nostro essere fatti a immagine e somiglianza di Dio, che è comunione di amore di tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quale si desume dalle relazioni fondamentali che costituiscono il nostro quotidiano, la relazione uomo-donna, la relazione genitoriale, la relazione filiale, la relazione fraterna, la relazione amicale. E qual è questa identità? Semplice. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. È la realizzazione di questa identità l'unica via della felicità. Ogni altra via è illusione, promette e non mantiene, promette gioia e produce noia, inquietudine, disperazione. La fede come risposta è una dimensione che non si dà una volta per tutte. Va continuamente rinnovata, va continuamente alimentata. Rinnovata, alimentata come? Attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso la partecipazione ai sacramenti, attraverso l'amore reciproco. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, dice il Signore Gesù. Icona, trasparenza, segno efficace dell'amore misericordioso del Padre che è nei cieli. E in Gesù l'amore si fa perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
E in Gesù l'amore si fa servizio. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire. Voi mi chiamate, dice in occasione della lavanda dei piedi, voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Servizio, perdono. E allora permettetemi di riferirmi ad uno degli scritti di frate Francesco, la lettera a un ministro. Di Francesco ci sono rimasti circa una trentina di scritti autentici che andrebbero meditati ogni giorno perché contengono una ricchezza spirituale che non temo a definire inesauribile. Notate un interessante paradosso. Del fondatore dell'ordine dei predicatori, San Domenico, non ci è rimasto nessuno scritto. Di frate Francesco, che nei suoi scritti spesso si definisce simplex et idiota, non lo era. Ci sono rimasti appunto una trentina di scritti. E a uno di questi scritti voglio fare riferimento, perché appunto affronta il tema del servizio e del perdono. È la lettera a un ministro. Il contesto: un ministro, cioè un responsabile di una comunità di frati, va un giorno da frate Francesco e gli dice: frate Francesco, non ne posso più. I frati che mi hai affidato ogni giorno mi fanno disperare, ogni giorno me ne combinano una. Lasciami ritirare in un eremo a vivere da solo. E allora Francesco gli scrive questa lettera, appunto la lettera a un ministro. Non la leggo tutta, rimando a voi la lettura. Leggo solo la prima parte, che dice così: io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore Dio ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni in conto di vera obbedienza da parte del Signore Dio e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che agiscono con te in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. Et non velis possint meliores cristiani. E non pretendere che diventino cristiani migliori. Questa frase di Francesco ha fatto problema. Ma come? La pretesa che l'altro diventi santo non è una pretesa santa? Ha fatto problema al punto tale che in alcune coppie dei suoi scritti è stata cambiata, è diventata e pretendi che siano migliori cristiani. Ma la frase originale non è questa. La frase originale è: e non pretendere che siano migliori cristiani. Questo che cosa significa? Significa che Francesco ci invita a disinteressarci del progresso spirituale dell'altro? Certo che no. Ci invita a prenderci cura del progresso spirituale dell'altro nel modo giusto, e la pretesa non è il modo giusto, perché la pretesa indica un atteggiamento padronale nei confronti dell'altro, per cui mi arrabbio, mi inquieto se il comportamento dell'altro non corrisponde alle mie attese, alle mie pretese, spesso esagerate,
addirittura infinite. L'altro non è un bene di mia proprietà. L'altro va rispettato nella sua diversità, per cui certamente io sono chiamato a prendermi cura del progresso spirituale dell'altro, ad accompagnarlo in questo cammino di crescita spirituale. Ma siccome non sono la misura di tutte le cose, né come uomo né come cristiano, debbo farlo senza condizionare l'altro, senza dominare l'altro, senza plagiare l'altro. Tutte le volte che invece condiziono, domino, plagio, provoco dei disastri, provoco infelicità. Continua frate Francesco. In questo voglio conoscere se tu ami il Signore ed ami me, suo servo tuo, se ti comporterai in questa maniera, e cioè, sentite bene, che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se glielo chiede. E se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito 1000 volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me, per questo, che tu possa attrarlo al Signore ed abbi sempre misericordia per tali fratelli. Concludo con una invocazione. Signore, aiutaci ad essere servi inutili, e cioè servi che non cercano il proprio utile, servi senza rivendicazioni, servi senza riserve, servi senza ricatti, servi senza rimpianti, servi per necessità vitale, servi che di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Amen. Celebriamo oggi la festa della Madonna del Rosario. Abbiamo ascoltato ora la pagina di Vangelo dell'Annunciazione. Che cosa rende grande Maria? Maria non è grande innanzitutto per aver concepito e dato alla luce il Figlio di Dio. Maria è grande innanzitutto per la sua fede. Giustamente affermano i padri della Chiesa che Maria ha concepito Gesù prima nel cuore e poi nel grembo. L'ha concepito nel cuore quando, fidandosi di Dio, ha detto sì al suo progetto. Il cammino della fede di Maria è stato un cammino fatto di luci e di ombre, di gioie e di sofferenze, come il nostro. Ecco perché ben può esserci maestra in questo cammino, maestra e compagna. La fede. Cerchiamo allora di dire qualcosa questa mattina sulla fede. Innanzitutto distinguendola dalla religione, perché non sono la stessa cosa. La religione è un insieme di regole di comportamento da osservare per giungere a Dio, per meritare Dio, per portare Dio dalla propria parte, quasi a comprarlo, quasi a diventare creditori nei suoi confronti. Ti do, mi dai.
solo che Dio ha deciso di scendere in mezzo a noi. E se noi saliamo e Lui scende, non lo incontreremo mai. Dio non si merita, Dio si accoglie e non dobbiamo portarlo dalla nostra parte, perché Lui è già dalla nostra parte. E poi c'è la fede che è risposta, e cioè a dire consiste nell'accogliere l'offerta, il dono d'amore di Dio. Amore preveniente. Dio ci ama per primo. Dio ci ama non perché siamo buoni, ma perché con il suo aiuto possiamo diventare buoni. Amore gratuito. Dio ci ama senza attese e senza pretese. Amore smisurato. La misura dell'amore di Dio è l'assenza di misura. Amore incondizionato. Dio ci ama senza se e senza ma. Amore immeritato. I nostri meriti sono dono di Dio. Giustamente Teresa di Lisieux dice: quando mi presenterò davanti a te, le mie mani saranno vuote. Anche i nostri meriti sono suo dono. E se proprio vogliamo istituire una proporzione, non è quella tra l'amore di Dio e i nostri meriti, ma tra l'amore di Dio e i nostri bisogni, le nostre necessità. Più siamo nel bisogno, più siamo nella necessità, più Dio ci ama. Proprio come accade ad un genitore nei confronti del figlio più debole, più fragile, appunto più bisognoso di aiuto. E infine amore senza confini. Nessuno è escluso dall'amore di Dio, nessuno. Se questa è la fede, e questa è la fede, allora chi è il credente? Il credente non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo. Il credente è colui che accoglie l'amore di Dio, riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, e con il proprio cuore, dilatato da questo amore, va con Dio e come Dio verso gli altri, accogliendoli nella propria vita. Così facendo la persona realizza la sua identità, quale si desume dal nostro essere fatti ad immagine e somiglianza di Dio, che è comunione d'amore di tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quale si desume dalle relazioni fondamentali che costituiscono il nostro quotidiano, la relazione genitoriale, la relazione filiale, la relazione uomo-donna, la relazione fraterna, la relazione amicale. E qual è questa identità? Semplice. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. È la realizzazione di questa identità l'unica via della felicità. Ogni altra via è illusoria, promette e non mantiene, promette gioia e produce noia, inquietudine, disperazione. La fede come risposta è una dimensione che non si dà una volta per tutte.
va continuamente rinnovata, va continuamente alimentata. Rinnovata, alimentata come? Beh, intanto attraverso l'ascolto della parola di Dio, non solo ascoltata, ma anche meditata, contemplata, vissuta, meditata. Questa parola che oggi ho ascoltato e di cui ho cercato di capire il senso, che cosa ha da dire a me oggi che mi trovo in questa particolare situazione. Contemplare la parola cosa vuol dire? Non è qualcosa... Contemplare la parola vuol dire acquisire progressivamente su me stesso, sugli altri, sul mondo, lo stesso sguardo di Dio. E poi vissuta, messa in pratica. È vivendo il Vangelo, che è Cristo Gesù, che il Vangelo, che è Cristo Gesù, vive. E praticando la parola la comprenderò ancora meglio. Alimentare e rinnovare la nostra fede attraverso la partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa. Eucaristia, per esempio. A proposito della parola, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rimane in me ed io in lui. E Gesù dice la stessa cosa del suo corpo e del suo sangue. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Alimentare la propria fede, rinnovare la propria fede attraverso il perdono e l'amore reciproco. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, dice il Signore Gesù, che è icona, che è trasparenza, che è segno efficace dell'amore misericordioso del Padre che è nei cieli. E in Gesù, ripeto, l'amore si fa perdono, si fa servizio, si fa perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È sulla croce Gesù in questo momento. E poi servizio. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire. E nell'ultima cena, voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Servizio, perdono, ricadute concrete del comandamento nuovo, quello dell'amore reciproco come Gesù ci ha amato. Servizio e perdono. Domani festeggeremo San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Di lui ci sono rimasti una trentina di scritti autentici. Uno di questi scritti è la lettera a un ministro, cioè un responsabile di una comunità di frati. Il contesto è questo. Un giorno questo ministro, questo responsabile di comunità, va da frate Francesco e gli dice: frate Francesco, non ne posso più. I frati me ne combinano una ogni giorno. Lasciami andare in un eremo, a vivere da solo. E Francesco gli scrive una lettera, una lunga lettera, molto bella, andrebbe letta tutta. Intanto gli dice di restare dov'è e di amare i frati così come sono.
anzi precisa, et non velis quod sint meliores Christiani, e non pretendere che siano cristiani migliori. Questa frase ha fatto problema, tant'è che in alcune coppie della lettera originale scompare, o meglio, viene modificata, e pretendi che siano cristiani migliori. Pretesa santa, qualcuno direbbe, non per Francesco, che è uomo di Dio. Dicendo e non pretendere che siano migliori cristiani, che cosa vuol dire Francesco? Vuol dire che dobbiamo disinteressarci del progresso spirituale dell'altro? No. Vuol dire che dobbiamo interessarcene nel modo giusto, e la pretesa non è il modo giusto, perché la pretesa dice un atteggiamento padronale nei confronti dell'altro. Tant'è che mi arrabbio se il comportamento dell'altro non corrisponde alle mie attese, alle mie pretese, spesso esagerate, addirittura infinite. L'altro non è un bene di mia proprietà, l'altro va rispettato nella sua diversità. E allora certo io sono chiamato ad accompagnarlo nel cammino di crescita umana e spirituale, ma siccome io non sono la misura di tutte le cose, né come uomo né come cristiano, lo devo fare questo accompagnamento senza condizionare l'altro, senza dominare l'altro, senza plagiare l'altro. Quando invece mi comporto così, provoco soltanto dei disastri, provoco soltanto infelicità. E poi sempre in questa lettera ha delle parole bellissime sul perdono, dice: se un frate peccasse davanti ai tuoi occhi 1000 volte e 1000 volte venisse da te a chiederti perdono, tu glielo devi accordare. E se non ti dovesse chiedere perdono, chiedi a lui se vuole il tuo perdono, e non si allontani da te senza aver visto nei tuoi occhi l'amore che hai per lui. Alimentare la propria fede attraverso la parola, attraverso i sacramenti, attraverso l'amore reciproco, che si fa servizio, che si fa perdono. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a seguire le orme di Cristo Gesù, i suoi insegnamenti, i suoi esempi, perché Lui solo ha parole di vita eterna, Lui solo ha parole capaci di comunicarci vita eterna, di comunicarci pienezza di vita, già qua sulla terra. Amen. Tra la fine di agosto e i primi di settembre del 1226, frate Francesco, ormai gravemente infermo, viene ospitato nel palazzo del vescovo di Assisi, Guido II. Qui si fa cantare spesso dai compagni le laudi del Signore, da lui composte. Qui detta il testamento. Si fa quindi trasportare alla Porziunco, dove, dando il benvenuto a sorella morte, muore nudo sulla nuda terra, coperto di cenere e cilicio, la sera del 3 ottobre 1226. Nei pochi giorni
trascorsi alla Porziuncola, frate Francesco detta la strofa del cantico di Frate Sole su Sorella Morta, detta e fa inviare una lettera a Jacopa dei Sette Sogli, che va a fargli visita. Prega, lo faremo anche noi tra poco, il Salmo 141. Questi tre elementi ci aiutano a capire come frate Francesco vive l'approssimarsi della morte. E allora li prendiamo rapidamente in considerazione. Intanto la strofa sulla morte. Laudato si, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Ricordo che nel libro dell'Apocalisse la morte seconda, quello che noi chiamiamo inferno, seguirà la morte corporale. Questa strofa, al pari delle laudi fatte cantare nel Palazzo Vescovile, dicono come frate Francesco, da un lato, sia ben consapevole della crudezza della morte, davanti alla quale l'istinto dell'uomo è di rifiuto e di fuga, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. E dall'altro vede in essa un motivo di rendimento di grazie. Proprio così. Frate Francesco muore cantando non per una eroica o inumana dimostrazione di coraggio, ma per la consapevolezza di una restituzione della propria vita a colui che l'ha donata, che ancora una volta ringrazia, a cui ancora una volta si affida. Secondo elemento, la lettera a Jacopa dei Sette Sogli. In questa lettera, frate Francesco chiede alla nobildonna romana di affrettarsi a fargli visita, se vuole trovarlo ancora vivo, portando con sé un panno di colore cenerino con cui coprire il suo corpo, parecchi ceri, una sindone per il volto, un cuscino per il capo e alcuni tipici dolci romani chiamati mostaccioli. L'esemplare umanità di frate Francesco, un'umanità che esce del tutto dagli schemi classici della geografia e contraddice anche ai canoni tradizionali dell'ascetica. Un'umanità esemplare perché vera. Prima però che la lettera venga inviata, giunge donna Jacopa, che frate Francesco amava chiamare frate Jacopa, recando i doni richiesti. Terzo elemento, il Salmo 141, pregato da frate Francesco nella imminenza della morte. Questo Salmo esprime il lamento e l'angoscia di un uomo che si trova in una grave situazione e che comunque continua ad avere fede nel Signore e a sperare nella prossima compagnia dei giusti.
Se applichiamo a frate Francesco i sentimenti del salmista, dobbiamo dire che egli ha vissuto una vera agonia, nel senso etimologico di lotta finale, con tutto il senso di angoscia e di solitudine che accompagna l'umano morire, ma anche facendo propria l'invocazione piena di fede, che continua a riconoscere nel Signore il proprio rifugio e la propria sorte nella terra dei viventi, aprendosi alla speranza della compagnia dei giusti. Una apparente contraddittorietà emerge dai dati che ho ora esposto. Da una parte registriamo il canto e la lode, il saluto benvenuto mia sorella morte, la richiesta di un dolce, i preparativi per il proprio funerale, il senso di pace che frate Francesco ispira a tutti i presenti. Tutti elementi che sembrano descrivere un uomo pienamente riconciliato anche con la morte. Dall'altra troviamo il contenuto del Salmo 141 e qualche altro segnale, come lo scappare dell'ultima strofa del cantico, la nudità ostentata, il cilicio e la cenere, che parlano di mortificazione e di penitenza. Quella di frate Francesco è certamente una morte straordinaria, ma non una morte eroica. Frate Francesco sembra morire come ogni uomo, sperimentando il buio che accompagna questo passaggio, ma da uomo cristiano appare sostenuto ancora e sempre dalla fede e dalla speranza. Una morte pasquale, come pasquale era stata la sua esperienza di vita, segnata dunque da quel perdere la vita per trovarla, da quell'amaro che si muta in dolcezza che sta al cuore della fede cristiana. La lode come rendimento di grazie e restituzione ultima del proprio soffio vitale. È un perdere quanto si restituisce, ma è anche l'atto supremo di libertà che trasforma in gratuita offerta quella che altrimenti è violenta sottrazione. L'acuta percezione che viene sottratto il bene più prezioso, la vita, si trasforma in dono. È la Pasqua di risurrezione. Amen.